una cosa che penso sia nel nostro programma, per partire da una cosa che ha detto Franco Barbatella, per fare però una domanda a Doriana Stella. Ho fatto un po' l'avvocato del diavolo perché ha già captato alcune delle obiezioni poi del centrodestra. Allora, Franco Barbatella ha detto che una cosa che appunto vedrete nel programma è un nuovo più forte ruolo di Odierno in provincia della regione. La mia domanda è, pongo proprio, no? Faccio proprio la meccanica. Come mai Orvieto ha perduto questo ruolo in provincia e regione? Perché qualcuno ha già detto, dice, ma rispetto anche ad alcune dichiarazioni di Doriana Stella, ma proprio Doriana Stella parla di queste cose, lei che era in provincia. Allora vorrei da Doriana un po' un'analisi su questo ruolo che Orvieto infatti ha perduto. La ricerca forse la sappiamo già un po' di più, interesserebbe capire politicamente le cause, perché la ricerca poi sono anche Casello Nord, quella del Porto, però se poi ci sono anche ulteriori idee rispetto a quello che Orvieto in questo senso dovrà diventare, mi fa piacere sentire dire. Grazie molto, domanda complessa, però ecco, spero di cavarmela con una riflessione personale che credo che sia anche contenuta in vari punti del programma. È indubbio che negli ultimi anni soprattutto forse c'è stato un indebolimento del nostro ruolo di città e del territorio. Le cause sono oggettive e soggettive e dipendono anche da tutta una serie di fattori, diciamo, complessi, ma credo che quando si parla della necessità di un maggiore ruolo e in diversi settori della nostra città, e quindi adesso per quanto riguarda il nostro programma si intende proprio una rivendicazione di questa parte, diciamo, dell'Umbria che, ripeto, forse anche per mancanza di rappresentanza, perché in questi anni purtroppo non siamo rappresentati in regione. Per quanto riguarda la provincia, e qualcuno che dice, l'ho detto anche online, e giustamente è proprio lei parla. Io penso che diciamo, il concetto è più complessivo, anche perché negli ultimi anni, e lo faremo, stiamo facendo una sintesi di questi ultimi 10 anni della provincia, soprattutto in alcuni settori si è investito molto in questo territorio come non mai negli ultimi 50 anni. Parlo dal punto di vista infrastrutturale, viario o anche di progetti. Questo splendido contenitore dove stiamo, appunto l'unico della proprietà della provincia di Terni nel centro storico, come voi sapete da decenni chiuso o aperto per inaugurazioni almeno 10-12 volte dell'Enoteca regionale, ma che ha sempre sofferto di un progetto complessivo. Negli ultimi anni, grazie anche all'intesa tra il Comune di Orvieto e la Comunità Montana, siamo riusciti a farci un progetto preciso che chiaramente deve ancora decollare, essere migliorato, ma adesso è una realtà. Il Palazzo del Gusto con tutta una serie di iniziative con 1.500.000 euro spesi di soldi pubblici che hanno portato soprattutto al piano superiore all'apertura del centro di formazione professionale, forse l'unico in Umbria di questo tipo, e dove già sono avviati i corsi soprattutto per la valorizzazione delle eccellenze di questo territorio nel settore dell'enogastronomia e quindi appunto i corsi rivolti alla ristorazione barman per ragazzi anche con difficoltà che già sono stati inseriti nel mondo del lavoro. Quindi solo pochissime cose, l'elenco sarebbe grande, però io penso che questo si vuole intendere, questo vogliamo appunto con questo programma e tutti noi, la carica dei 101 adesso e diciamo l'esecutivo e tutte le varie diciamo, organizzazioni, consulte che faranno capo a questo modo anche di intendere la nuova istituzione molto aperta, partecipata e partecipativa, con un'integrazione giusta di tutte le associazioni. Noi abbiamo fatto un lavoro già grande
di partenza per questa campagna elettorale ci insisteremo molto sul mettere a sistema tutto il patrimonio umano che abbiamo in questa città, che è straordinario. Pensate che in questa città ci sono 52 associazioni, fra appunto sportive, di volontariato, del mondo sociosanitario, del mondo culturale, e tutto questo appunto per un sistema positivo affinché Orvieto riacquisti quel ruolo importantissimo che ha avuto per decenni in Umbria e non solo, anche nel panorama nazionale. Quindi intendevamo tutto questo. Poi nello specifico c'è anche un modo che noi vorremmo, se possibile, migliorare e ottimizzare: i rapporti diretti per esempio con la regione ma anche con il governo nazionale, che non siano fatti di qualcuno che col cappello sulle mani ogni tanto fa i viaggi della speranza per poter portare qualcosa, se ci si riesce, come contributo a questa città. No, questa città deve fare un programma serio, chiaro, autorevole, partecipato con i cittadini, poi ognuno la sua parte, e deve cominciare a rivendicare, anche con vertenze se è necessario, quello che gli spetta. Perché noi siamo riusciti dopo decenni di sofferenza ad avere per esempio un ospedale nuovo, bello, è una struttura indubbiamente, poi qui in prima fila vedo anche degli operatori sanitari che quotidianamente vivono quella realtà, però secondo me, secondo noi, quella struttura va riempita ancora di risorse umane e talenti che necessitano, per quello che ci era stato promesso, perché doveva essere un ospedale di primo livello per l'emergenza-urgenza, tutta una serie di cose. Ora basta con le parole, da parte di tutti, da parte della regione, da parte della provincia, da parte dello Stato. Io credo che appunto, se siamo d'accordo nell'impostare che ai cittadini dobbiamo promettere quello che ci possiamo realizzare, dobbiamo, per realizzarlo, quello che sta scritto nel programma adesso di sintesi, ma nei vari programmi che metteremo a punto, dobbiamo avere anche le certezze di quello che si fa, dare tempi certi, sia per quanto riguarda per esempio la realizzazione delle opere pubbliche. Appena il nostro insediamento io credo che va fatta un'azione di sistema, un tavolo, per vedere tutte queste cose che secondo me vanno almeno messe in fila, quali sono i tempi certi di realizzazione, se ai cittadini chiediamo un disagio inevitabile, perché quando si fanno i lavori ci sono dei disagi, dobbiamo dire anche con tempi certi quando si chiudono, perché aprire 50 o 60 cantieri per poi chiuderle pochissime, cioè io credo che serva poco, e probabilmente i cittadini si indignano sempre di più. Allora su questo penso che ci può essere un metodo chiaro di essere precisi fin dall'inizio. Così appunto sulle grandi questioni, io penso che quello che è stato proposto nell'unica uscita pubblica del candidato a sindaco del centrodestra, che era questo discorso di Orvieto al servizio di Roma Capitale, io lo rigirerei completamente. Orvieto vuole puntare sulle sue eccellenze e quindi sulla sua qualità di servizi che dobbiamo migliorare, ricettività che dobbiamo mettere da subito in programma per realizzarla, le eccellenze che ha chiaramente culturali e storiche evidenti, le eccellenze che ha come il vino e i prodotti. Orvieto deve essere il porto dell'Umbria, soprattutto verso l'Alto Lazio che adesso sarà contraddistinto da queste due grandi infrastrutture, che il porto di Civitavecchia ormai è una realtà, l'aeroporto nuovo che dovrebbe essere il secondo aeroporto del Lazio. Quindi fra qualche anno noi dobbiamo essere attrattivi verso l'Alto Lazio e verso anche Roma Capitale, ma con la nostra storia, la nostra identità, non che dobbiamo essere di servizio a qualcuno che vuole decentrare per un federalismo che non si sa bene come, una città metropolitana che ha bisogno di essere quella che colonizza i territori vicini. No, Orvieto non ci sta questa cosa, è completamente il contrario. Quindi ecco, quando si vuole dire che dobbiamo riacquistare un ruolo è chiaramente l'ampio raggio, però alcuni concetti sono questi.